Amici di portogruaro.veneto.it, oggi mi sono recato nel comune di Fossalta di Portogruaro, terra immortalata dal famoso scrittore Ippolito Nievo, per mostrarvi come funziona la casetta dell'acqua, installata da poco più di una settimana dietro il municipio. Subito a colpo d'occhio si vede una serie di fotografie poste sopra gli erogatori dell'acqua, in cui sono illustrate le fasi necessarie per prelevare l'acqua. Accanto sono state inserite due tabelle in cui sono riportati i prezzi al litro dell'acqua e le indicazioni riguardanti le modalità di pagamento. Viene data anche la possibilità di scegliere se avere l'acqua fresca, liscia o frizzante. Nel primo caso costa 3 centesimi al litro, nel secondo 6 centesimi sempre al litro. È possibile prelevare anche il quantitativo di acqua desiderata senza la necessità di premere un'infinità di volte un tasto prima di riempire la bottiglia. È infatti sufficiente premere un solo tasto per erogare il prodotto richiesto, mezzo litro, 1 litro ed 1,5 litri. Mentre stavo filmando il distributore è giunto un signore che ha riempito una bottiglietta da mezzo litro per potersi dissettare. Mi ha espresso soddisfazione per questo utile servizio, non solo per il fatto che è economico, ma perché ridurrà il conferimento delle bottiglie in plastica nei rifiuti. Per poter prelevare l'acqua occorre acquistare una tessera magnetica ricaricabile del costo di 6 euro. 5 sono di caparra, mentre il rimanente euro è il credito residuo che si può incrementare a piacere. Chi non volesse acquistare la tessera può comunque prelevare l'acqua introducendo delle monete nell'apposita fessura, facendo attenzione che il distributore non dà il resto e non accetta le monete da 1 e 2 centesimi. Il progetto della Casa dell'Acqua a Fossalta di Portogruaro è opera del KIBT, Consorzio Acquedotto Interregionale Basso Tagliamento, una società che serve altri comuni della zona, sia veneti che friulani, come San Michele al Tagliamento, Caorle, Cordovado e San Vito al Tagliamento, solo per fare alcuni esempi. I cittadini che ho potuto avvicinare mentre prelevavano l'acqua mi hanno detto di non aver avuto problemi con le tessere magnetiche, né hanno mai sentito alcuno lamentarsi. Situazione del tutto diversa da quella che ho potuto registrare a Cinto Caomaggiore. Anche qui è stata installata una casetta dell'acqua dietro il municipio, ma da un diverso gestore, l'Acquedotto Basso Olivenza, ABL. Dopo un lungo periodo di prova gratuita, a partire dal mese di aprile di quest'anno, a Cinto Caomaggiore si preleva l'acqua esclusivamente attraverso una tessera prepagata. Almeno 20 di queste non funzionavano e sono state sostituite. A Cinto Caomaggiore si è scelto di far pagare 6 centesimi al litro sia l'acqua naturale che quella frizzante, mentre a Fossalta quella liscia costa la metà, 3 centesimi. Insufficienti ed errati i cartelli informativi posti sulla casetta dell'acqua a Cinto Caomaggiore. Su un foglio, affisso quando ancora l'acqua era distribuita gratuitamente, viene indicato che è possibile fermare l'acqua che scorre premendo nuovamente il tasto, cosa invece non più possibile da quando l'acqua è a pagamento. A Fossalta di Portogruaro invece è possibile bloccare l'erogazione dell'acqua quando si vuole. A Cinto Caomaggiore non viene neppure specificato che per prelevare l'acqua occorre un'apposita tessera magnetica, differente da quella che tutt'oggi si utilizza per prelevare i detersivi liquidi ed il latte crudo alla spina. Insomma, a Cinto Caomaggiore la gestione della casetta dell'acqua dal punto di vista informativo fa acqua da tutte le parti. Quello che mi preme sottolineare maggiormente è il fatto che nel distributore di Fossalta c'è la possibilità di avere 3 diverse quantità d'acqua, mentre a Cinto Caomaggiore
il distributore eroga solo 1 litro d'acqua alla volta. Il signore che ha riempito la bottiglietta da mezzo litro d'acqua, che abbiamo visto a Fossalta di Portogruaro, non avrebbe potuto farlo a Cinto, pena veder disperdere il mezzo litro d'acqua in eccesso. Lo stesso signore mi ha assicurato che un analogo distributore, simile a quello di Fossalta di Portogruaro, è presente da tempo anche a Fontana Fredda. Allora la domanda nasce spontanea: perché l'acquedotto Basso Livenza non ha preso esempio da questi casi virtuosi che si trovano nel vicino Friuli? Perché gli utenti della Casa dell'Acqua a Cinto Caomaggiore devono rassegnarsi ad usare bottiglie da 1 litro per sfruttare al meglio questo servizio? Per concludere vi mostro dove sorgerà a Portogruaro la Casetta dell'Acqua, gestita sempre da ABL. Essa occuperà lo spazio a fianco della sezione alpini di Portogruaro. Lo spazio un tempo era riservato a posteggio per i diversamente abili, come è possibile notare dalla segnaletica. Promessa ancora nell'aprile del 2012, la Casetta dell'Acqua giunge nella città dell'Emene con un ritardo di più di 1 anno, a causa delle lunghe procedure per ottenere le autorizzazioni necessarie. Eppure, a Cinto Caomaggiore, la Casetta dell'Acqua è sorta in pochi mesi. Dell'altra Casetta dell'Acqua prevista nella frazione di Summaga non si hanno notizie.